Una notte in cui stentavo ad addormentarmi e stavo fra il sonno e la veglia, ho visto una bambina dai grandi occhi curiosi che mi è venuta incontro con passo deciso. Ho notato che aveva il collo lungo, ma lungo, mi ha fatto pensare a un ritratto di Modigliani. Le sue donne, chissà perché, hanno sempre il collo lungo e diafano. Ecco, quella bambina dal collo lungo si è seduta sul bordo del letto e mi ha raccontato che di notte lei parla con un certo signore che sta nei cieli. Ho pensato che fosse un poco farfallina nei suoi incontri notturni. Il signore dei cieli. E chi sarebbe? E lei mi ha risposto con sfrontatezza: parlo con Dio. Davvero? E che gli dici? Ho subito considerato che il signore certamente non avrebbe mai risposto a una bambina dal collo lungo che di notte pretende niente di meno che mettersi in rapporto diretto col cielo. Ma la bambina dal collo lungo non si è persa d'animo. Di fronte alla mia incredulità mi ha detto: vieni domani sera nel mio fungo e sentirai. La voce che avete ascoltato è quella di Dacia Maraini. Ha letto un brano tratto da La bambina che vola, un romanzo breve, una favola, che racconta il primo dei 10 comandamenti. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. La protagonista è Sara, un'intagliatrice del legno. Vive da sola dopo che suo marito l'ha lasciata per una donna più giovane. Di giorno realizza le sue figure di legno con passione e la notte fa fatica a dormire. Proprio mentre a letto, in preda all'insonnia, vede apparire questa bambina dal collo lungo, con le ali, e che racconta di parlare con Dio. Inizia così un rapporto tra Sara e la bambina misteriosa, che con i suoi racconti l'aiuta a riflettere e forse anche a guarire dal suo dolore. Dacia, innanzitutto grazie tantissimo di essere qui, sono onorata. Grazie a voi. Per prima cosa vorrei chiederle se di questo progetto di raccontare i 10 comandamenti con uno sguardo moderno e soprattutto femminile, è stata lei a scegliere il primo dei comandamenti? Se sì, perché? Sì, perché mi interessava molto del primo dei comandamenti. C'è secondo me una contraddizione, perché è chiaro che Dio chiede l'amore, no? Però l'amore non si può comandare. Cioè questo tono imperativo di dire io sono Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me, io trovo che è troppo imperativo, ecco. E invece è bellissima la fede quando è spontaneo e non viene comandato. Questa è la mia idea, no? Io sono laica, però io amo moltissimo la fede, trovo che è una cosa molto bella, però è un atto d'amore, è un atto spontaneo, non può essere comandato. Ecco, questa è la mia obiezione, però mi interessava anche questo sogno, perché è chiaro che questa bambina è un po' un sogno di questa donna che intaglia il legno, è un po' come Geppetto, questa donna, perché lei costruisce giocattoli per bambini, no? Trenini, burattini, eccetera, fa una bella specie di bambola del legno e poi questa bambina comincia a parlare. Ecco, e questo mi piaceva. Appunto è una favola, come ho detto, è una favola, non si capisce mai se è vero o non è vero, se è un sogno, se questa bambina esiste o non esiste, però questo è tipico delle favole. Diceva appunto che Sara intaglia questa bambina e a un certo punto sembra anche averne quasi paura, tanto che la mette in un cassetto. Perché? Perché questa bambina è arrogante. Io, siccome amo molto Pinocchio, un po' mi sono ispirata a Pinocchio, no? Pinocchio è uno che, pur essendo stato fabbricato da Geppetto, però poi lo tratta male, scappa, lo prende a calci, non si fa vedere, gli ruba le cose. Quindi è un po' questa specie di creatura strana che dice di parlare con Dio, un po' spaventa. Poi l'ha creata lei, perché lei un po' la sogna, un po' crede di vederla in questa bambina di legno che lei ha costruito, no? Però c'è l'ambiguità del sogno.
non si capisce bene se è vero o non è vero, se l'ha sognato o non l'ha sognato. Però è inquietante perché questa bambina non solo è molto arrogante, ma pretende di parlare con Dio e lei dice ma non è possibile, non è possibile. Però la inquieta è proprio questo comandamento, che è quello che dice non avrai altro Dio fuori di me. E lei stessa, attraverso la bambina, in fondo si chiede se è possibile che un Dio pretenda l'ubbidienza assoluta, no? Mentre la fede dovrebbe essere soltanto amore e un dono che si fa di se stessi a un misterioso essere superiore. Questa bambina che vola e parla con Dio, quando parla con lui gli fa delle domande che hanno il candore dei bambini sì. e mette anche un po' in discussione le sue risposte e i suoi silenzi. E leggendo questi dialoghi mi sono chiesta se quella bambina fosse anche un po' la voce dei suoi dubbi, Dacia. Sì, un po' sì. Io infatti non mi considero atea, perché secondo me essere atei vuol dire negare in maniera assoluta, no, l'esistenza di Dio. Io sinceramente non me la sento né di negare né di assicurare. Io spero, mi piacerebbe molto che ci fosse un Dio che sa tutto, che perdona, che è buono, che protegge, che manda i cattivi all'inferno, i buoni in paradiso. Sarebbe una cosa meravigliosa, perché vorrebbe dire che l'universo ha un senso e mi piacerebbe molto. Purtroppo la scienza, mio padre era antropologo, era uno che mi parlava moltissimo di scienza, dell'universo, delle stelle. Purtroppo la scienza invece è crudele, non sembra avere un senso razionale, sembra portato soltanto a distruggere, creare e distruggere. Questo mi inquieta, ecco. Quindi la mia è una posizione di speranza. Tra le cose che la bambina domanda a Dio ci sono anche delle domande sul male, se la guerra sia il male, se il male esista. Sì. Ma a queste domande non ottiene risposta e questo silenzio di Dio forse un po' racconta lo sgomento nostro, soprattutto di questi tempi. Io sono perfettamente d'accordo, perché effettivamente uno si chiede, ma se esiste un Dio, perché permette che tanta gente innocente muoia sotto delle bombe, secondo me, lanciate da una incoscienza totale? La politica della guerra, ma è una guerra fatta contro gli innocenti, contro il popolo, contro le persone che non c'entrano niente. Questo lo trovo una cosa veramente orribile, inaccettabile. E ce ne sono in questo momento di guerre, però una guerra fra due popoli che hanno delle contraddizioni, degli scontri, degli interessi, io lo posso anche capire, ma una guerra portata da chi ha le armi contro chi non ha le armi e che viene privato perfino del cibo. Dei bambini sono morti ieri perché andavano a cercare l'acqua per sopravvivere. Questo non è accettabile, sinceramente. Mi sembra che non riguardi la civiltà. E uno si chiede, ma Dio perché non interviene? Ecco, no? Perché non dice a questi basta, smettetela? Nella Bibbia quando Dio si arrabbia, no? Fa venire il diluvio universale, per dire, oppure distrugge delle città come fa con Sodoma e Gomorra. Ecco, perché non interviene? Questo, vabbè, è una domanda ingenua, lo so, però viene da chiederselo. Quando incontriamo Sara abbiamo detto è stata da poco abbandonata. Il marito è sparito all'improvviso dicendo che andava ad acquistare dei legnami pregiati, ma poi non è più tornato. Nel corso della storia Sara saprà che si è sposato e che ha anche avuto una bambina. Ma più andiamo avanti, più lo sguardo e le parole di Sara si fanno morbide nei confronti di questa storia, come se lei comprendesse il gesto del marito. Ma sì, perché è chiaro che l'amore può anche finire. Quello che lei forse non gli perdona è di non averglielo detto. L'amore si sa che può finire, poi adesso che la vita si è tanto prolungata e spessissimo i matrimoni si rompono, ma si rompono anche perché il matrimonio non è più un'istituzione, no? Ormai è una scelta. Quel mito del matrimonio come punto essenziale e fermo e assoluto della vita delle persone non c'è più.
E quindi lei lo capisce, perché è una donna che capisce, che è intelligente, che non so come dire, comprensiva. Quello che le dispiace è che lui non le abbia detto niente, che sia sparito dalla situazione. Questo vediamo che ogni tanto succede. A un certo punto la bambina dice a Sara che può raccontarle delle storie e qui c'è una specie di ribaltamento. Sara, che è adulta, diventa come una bambina, vuole sentire i racconti, è impaziente sullo svolgimento della trama, di sapere come vanno a finire queste storie. Tra la donna e la bambina non passano più i dialoghi di Dio, ma delle storie che diventano anche forse più importanti di quando la bambina raccontava ciò che le diceva Dio. È così? Sì, perché lei, questa bambina, poi viene fuori che ha una conoscenza straordinaria della Bibbia, perché sono tutte storie della Bibbia, storie bellissime, le più belle storie della Bibbia, come appunto la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, la storia della Ruth. E lei quindi, forse per entrare in una dimensione diversa, che è la dimensione della fiaba, proprio del racconto, che per me il racconto è magico, perché è qualcosa che ti strappa dalla tua piccola realtà e ti fa sognare, ti fa volare, ti fa andare fuori. E quindi lei comincia a raccontarle delle storie. Queste storie sono storie della Bibbia. E Sara, che probabilmente non ha mai letto la Bibbia, rimane incantata. C'è un dettaglio, Sara ricorda sua mamma che la sera prima di uscire con suo papà, con i guanti da sera addosso, la andava a salutare e lei la tratteneva chiedendole raccontami una storia. Mi sono chiesta se ci fosse qualcosa di autobiografico in questo. Sì, questo è proprio autobiografico, perché effettivamente mi ricordo che da bambina spesso i miei genitori uscivano, questo però dopo il Giappone, dopo il campo di concentramento, che è stato forse l'esperienza più drammatica della mia vita. Poi, tornando in Italia, siamo andati a vivere in Sicilia e qualche volta, tempo di pace, loro uscivano e io ricordo che mi sembrava ogni volta di perderli, no? Ma questo però mi veniva dall'esperienza del campo, perché il campo mi ha sviluppato un'immaginazione drammatica, per cui io ogni volta che vedevo uscire pensavo adesso spariranno, non li vedrò più, moriranno, ecco. Però questa immaginazione drammatica non è spontanea, ma mi viene da quell'esperienza, perché effettivamente nel campo di concentramento giapponese per antifascisti io la sera ero stupita di essere viva, ogni sera per 2 anni, quindi mi è rimasta questa specie di drammaticità, anche se io di natura sono piuttosto ottimista, amo la vita, non sono una musona, però istintivamente quando c'è un momento di distacco o un pericolo, io immagino sempre il peggio. Allora possiamo dire che le storie sono un legame e anche forse un antidoto all'abbandono? Sì, per me le storie sono tutto. Nel campo di concentramento, per esempio, dove si pensava solo alla fame, perché la fame era talmente drammatica, talmente terribile, per cui stavi sempre con i dolori atroci alla pancia, le forze venivano meno, avevamo tutte le malattie del beriberi, dello scorbuto, cioè le malattie che vengono dalla mancanza di proteine, di vitamine, no? Gli unici momenti in cui io non pensavo a mangiare erano i momenti in cui mio padre mi parlava di filosofia, dell'universo, del cielo, e mia madre mi raccontava delle storie, delle fiabe bellissime, tutto naturalmente di memoria, perché lì non c'erano libri. Però io ricordo come una cosa bellissima, cioè l'unico momento in cui non pensavo alla fame. Mi dimenticavo della fame, ma per pochi minuti, poi dopo ritornava. Tutte le storie che la bambina racconta a Sara, appunto che diceva sono storie tratte dalla Bibbia, sì. Raccontano di un'idea di scelta e di libertà. Ed è qui forse che c'è la critica a quel comandamento. Sì, è vero. Io penso appunto che se c'è un Dio deve volere la libertà degli esseri umani, no? E non può essere un Dio dittatore, deve essere un Dio comprensivo, paterno, se c'è.
c'è l'idea anche però della giustizia, perché per me la giustizia è molto importante. La storia, per esempio, di Giuseppe e i suoi fratelli, no, è il fatto che loro, per invidia verso Giuseppe, lo vendono, questi fratelli più grandi, e loro pensano così di essersi liberati del fratello che era il più amato dal padre. E invece lui, piano piano, dal basso, si fa voler bene, diventa un professionista straordinario, diventa una persona importantissima, tant'è vero che poi quando c'è la fame, il bisogno di grano, perché il grano non c'è più, e i fratelli vanno da lui a chiedere grano e lui li perdona, però c'è la giustizia, che cioè loro hanno pensato di ucciderlo e invece lui non solo è sopravvissuto, ma è diventato una persona autorevole, una persona saggia, e tanto saggia che perdona i fratelli. Insomma, qui c'è tutta un po' la mia idea, no? Che appunto la giustizia è importantissima, però non è vendetta. Per me la giustizia è fare giustizia secondo una legge, secondo dei valori. Ecco, la vendetta invece è una specie di istinto aggressivo verso l'altro. E quindi mi è piaciuta molto questa storia, come anche la storia di Ruth e di Noemi, no? Che questa nuora che quando muore il marito c'ha la suocera che dice vai, perché qui si muore di fame, vai pure, non ti preoccupare. Lei dice no, io sto con te perché ti voglio bene, perché tu sei una persona civile che io rispetto. E così Noemi rimane con Ruth e fanno il cammino insieme. Ecco, questa fra l'altro è una cosa che a me interessa molto, cioè l'amicizia fra le donne, la solidarietà, l'affetto. Infatti questo è uno dei rari casi della Bibbia in cui due donne si aiutano a vicenda e rimangono insieme nonostante i pericoli, le difficoltà, tantissime difficoltà, rischiano di morire da un momento all'altro. Però rimangono insieme e sono solidali. È una suocera con la sua nuora. E io ho trovato questa storia una delle storie più belle della Bibbia. La storia si conclude con una poesia. Come mai ha fatto questa scelta? Beh, perché a me piace molto la poesia. Penso che sia una struttura musicale che dà molto. Non c'è niente come la poesia che è più vicina alla musica e che può dare delle emozioni che sono al di là della ragione, mentre la parola è legata al pensiero e quindi alla ragione, e la poesia è più vicina alla musica e quindi è qualche cosa che ti incanta, che ti affascina. È difficile da capire perché, però quando una poesia è veramente bella ti incanta come appunto una bella musica. Dicevamo che questo è un progetto di sguardo femminile sui comandamenti. Secondo lei che cosa aggiunge o forse che cosa toglie questo sguardo femminile? No, io penso che poi in realtà gli altri comandamenti sono molto semplici, sono di buon senso, no? Non rubare, non bestemmiare, ama il padre e la madre, sono dei bellissimi, però di buon senso che chiunque avrebbe potuto dire, qualsiasi dio di qualsiasi religione. L'unico comandamento che mi inquieta è quella che dice non desiderare la donna d'altri. E questo fa pensare che appunto praticamente i comandamenti si rivolgono agli uomini e non alle donne. E non solo, ma presuppone che le donne siano proprietà, perché non desiderare la donna d'altri vuol dire che le donne appartengono a qualcuno. Ora, naturalmente, pensando in termini storici, è giusto che sia così, perché allora era così, cioè il mondo era fatto in modo che era un mondo arcaico, patriarcale, in cui le donne appartenevano a un padre, a un marito, non avevano nessuna libertà, diciamo, istituzionale, no? E quindi, certo, probabilmente non poteva non rivolgersi agli uomini dicendo non desiderare la donna d'altri, non si rivolge alle donne. Questo è un po' inquieta, perché allora dice tutti gli altri comandamenti a chi si rivolgono? Questo è il punto, cioè la donna non era soggetto di decisione, era un po' un oggetto di proprietà. Storicamente capisco che era legittima, perché era così, perché i tempi erano quelli. E però ecco, è un segno di una misoginia profonda che è molto antica.
Ha scelto un comandamento per, metterlo in discussione. Sì. Mi ha citato un altro comandamento sul quale non è d'accordo. Mi dica invece qual è il suo comandamento preferito. Per esempio non dire bugie, non rubare, perché rubare secondo me è qualche cosa, adesso naturalmente poi con una mentalità sociologica uno può dire sì, si ruba perché si è poveri, perché si viene da un ambiente disastrato, capisco tutti i ragionamenti, però rubare è qualcosa che secondo me non riguarda soltanto gli oggetti, si rubano i pensieri, si ruba i sentimenti, si ruba anche l'amore. Ecco, per me è quello che più mi trova d'accordo, perché secondo me il furto riguarda tutta la vita, riguarda un atteggiamento, è come appunto pensare che gli altri non esistono, che io posso appropriarmi non solo appunto di un oggetto che è la cosa minore, ma imbrogliare, rubare i pensieri, rubare i sentimenti, rubare le parole, ingannare, per me fa parte del furto. Io lo intendo in questo modo, naturalmente un po' ampio se vogliamo, però è il comandamento che mi trova più consenziente. Lei ha mai rubato niente? Io no, cioè per me no. Naturalmente se la metto sul piano psicologico è complicato, può darsi che io senza volere abbia rubato, non so, un pensiero, un momento di calma, oppure sì, essere egoisti è anche un modo di rubare agli altri l'attenzione, il tempo, le emozioni. Può darsi che sì, può darsi, tutti in qualche modo siamo colpevoli di essere qualche volta troppo egoisti, non pensare agli altri. Però per me, non so, io se rubo anche una lira mi sento in colpa, ma non perché Dio me l'ha detto, ma perché perdo il rispetto di me. Quindi no, per me è un tabù assoluto, ecco, non penserei mai di rubare. Pensi che una volta, quando sono andata in Africa, una volta a fare un documentario tanti anni fa, la RAI mi aveva dato un finanziamento molto buono, insomma, per andare a fare questo documentario. E alla fine del documentario sono tornata e ho restituito i soldi che non avevo speso. La cosa curiosa è che tutti si sono sorpresi e hanno detto ma come, non li potevi prendere per te? Non potevi prenderli magari per fare qualcosa? Io ho detto no, perché per me il rapporto con l'altro deve essere basato sul rispetto e sulla fiducia, e poi io devo rispettare me stessa. Io non è che non rubo perché c'è il poliziotto dietro l'angolo, non rubo perché voglio rispettare me stessa. Per me questo è essenziale. Abbiamo dato voce alla bambina che vola di Dacia Maraini, Rizzoli Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Cosma Castellucci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. Il fonico di studio è Luca Possi.